Premiazione 400 stile libero juniores femmine, anno di nascita 1999. Medaglia di bronzo Elena Georgiev, Jessie Sport. Medaglia d'argento Eleonora Brotto, Team Veneto. Medaglia d'oro Sara Ongaro, Bergamo Nuoto. La prossima premiazione, anno 2000, juniores femmine. Eccoci dunque all'anno 2000, medaglia di bronzo Chiara Monegaglia, nuotatori trentini. Medaglia d'argento per Denise Banfi, Roburet Fides, e la medaglia d'oro è per Linda Burchiellaro, Cloromania. A questo punto chiederei una conferma per se possiamo effettuare le premiazioni maschili. La prima frazione con Giulia Rebusco al comando, 1:07 e 80. Eccoci alla premiazione 400 stile libero ragazzi maschi 1999. Medaglia di bronzo Alessandro Sbreviglieri, Cloromania. Argento Matteo Lamberti, GAM Team. Medaglia d'oro Davide Mauri, Team Trezzo Sport. La prossima premiazione, anno 2000. 400 stile libero ragazzi. Intanto Giulia Rebusco si avvia a completare anche la seconda frazione di gara, la frazione dorso in corsia 4, molto ampio il suo margine di vantaggio. Giulia Rebusco a metà gara dunque 2:23,68. Ed eccoci alla prossima premiazione, medaglia di bronzo per Zeno Tecchiolli, nuotatori trentini. Argento Matteo Arioli, DDS. Medaglia d'oro Michele Baratti, Sogeis. Giulia Rebusco sta nuotando la prima parte, ha nuotato la prima parte della frazione rana, quindi ai 250 metri. Ultima premiazione in programma, anno di nascita 2001. Medaglia di bronzo Matteo Savani, Albatros. Argento Andrea Romeli, GAM Team. Oro Marco Savino, Tridenti, nuoto UISP 2003. Giulia Rebusco con un buon margine di vantaggio, anzi un ottimo margine di vantaggio sulle sue avversarie. Ha virato ai 300, quindi al termine della rana in 3:47,93. Si esaurisce la prima delle 4 vasche di questa frazione rana per Giulia Rebusco. Francesca Gallina in corsia 5, anch'ella della Sogeis Swim Team, società organizzatrice. E quindi ultime 2 vasche per Giulia Rebusco ai 350 metri, 4:24,18. Intanto per la seconda serie 400 misti assoluti femmine, alla 1 Matilde San Germano, 2 Alessia Dell'Orti, 3 Silvia Izzo, 4 Simona Stival, 5 Ilaria Ripamonti, 6 Benedetta Manenti, 7 Alice Fornaciari. E Giulia Rebusco dunque si avvia a completare la prova e va a chiudere con l'ufficioso
di 4,58,03, nuovo primato della manifestazione. Francesca Gallina 5,07,90, dunque una doppietta per le nuotatrici della società organizzatrice.